braccio, però effettivamente ci stanno tutte le proteste della formazione della Liventina. C'è da vedere se c'era da giudicare involontarietà o volontarietà su questo pallone che con il braccio è stato toccato da Tibolla, che è poi finito a terra. L'arbitro in questo caso ha lasciato correre, non ha dato credito alle proteste della Liventina, però effettivamente si era visto anche dalla tribuna molto bene e netto il tocco con il braccio da parte di Tibolla, che per il momento viene graziato quindi dalla signora Pasquesi. In avanti Frezza per Nicoletti l'1-2 tentato con Ianco, passaggio indietro, ma anche in questo caso c'è un tocco che viene giudicato non volontario ma involontario verso il portiere. Allora la signora Pasquesi fa di no con la testa, si arrabbiano i giocatori della Liventina e dell'Eclisse. Bisogna stare attenti un po' a non innervosire insomma la terna, perché poi insomma possono capitare cose non piacevoli. Adesso c'è un fallo a centrocampo su Nicoletti, viene fermato, arriva Tibolla a sostegno, Tibolla per Allegretti, i due centrali della formazione di casa sbagliano in questo caso la ripartenza e allora Soncin cerca di metterla a terra, ci riesce, anzi era Bidogia che subisce fallo dalla difesa, dagli uomini della difesa dell'Eclisse. Soncin che se la prende con la signora Cerrato dalla parte opposta alla tribuna centrale, perché forse volevano il vantaggio quelli della Liventina, cosa che invece l'arbitro non ha dato. Allora stanno brontolando un pochino Soncin, c'è Bohem, ci sono diversi giocatori che sono andati a colloquio con la signora Pasquesi pochi istanti fa. Batte la punizione la compagine di Motta di Livenza con questo pallone, bocce ferme, la butta dentro ma è corto, poi il rinvio di Scarabella che incoccia un giocatore della Liventina che è lì, che fa viaggiare ancora Casella la mette dentro, lunga, bella Soncin che cerca di beffare Sartorello, si arrabbia un po' Tibolla con Segat e forse ha un po' di ragione, perché lasciato mollato l'uomo. Adesso qui bisognerebbe vedere chi avrebbe dovuto seguire Bidogia, che in questo caso ha creato qualche problemino, ha dato qualche scossa alla difesa di casa. Nicoletti di testa per Ianco che prova a velocizzare e ci riesce su Zanetti che parte con il motorino acceso, via, si va il campo, poi termina lì ma guadagna un calcio d'angolo, è il secondo calcio d'angolo per la formazione di casa. Sarà il solito Scarabella su ogni palla da fermo, su ogni palla inattiva e sui calcio d'angoli arriva Scarabella a metterla in mezzo con il suo destro. Sta dando qualche suggerimento della Bella dalla panchina, stretto molto con Memo che arriva di pugni, poi prova il tentativo di tiro al volo velleitario dai 35 metri di Moretti, fa anche una magra figura perché la palla gli sguizza via e allora riparte Sartorello con il tentativo di colpo di testa da parte di Tibolla che è in posizione avanzata, adesso fa ritorno tra la linea difensiva, Tibolla va insieme a Allegretti e Segat prende il suo posto, in avanti la Liventina ancora che manovra con Casella che torna indietro per Soncin che alza la testa, vede Bidogia venire incontro, non lo serve, prova a proporsi anche Casella, stava per perdere palla la Liventina, adesso Soncin capisce che bisogna buttarla in mezzo perché altrimenti succede che può perderla, fortuna della Liventina. C'è Alex Zanetti che viene in difesa a prendersi questa palla ma subisce anche il fallo del suo diretto avversario e allora si riprenderà con un calcio di punizione da parte di Allegretti per la compagine di casa, l'11 di Della Bella che scaramenta in avanti questo
pallone ancora bloccato dalla retroguardia della Liventina, forse una gamba tesa da parte di Janko, l'arbitro non è questo avviso, poi Janko sbaglia, può riprendere Casella che ha tutto il campo dalla parte opposta libera, ma invece va a servire Bidogia, c'è Tibolla che chiama l'uscita di Sartorello e Sartorello gli dice a Tibolla: guarda che sulla destra tu avevi anche Segat da servire, però i due si capiscono, insomma tutto a posto con la linea centrale che funziona, con questo tentativo di velocizzare da parte della Liventina non riuscito in questo esatto istante. Allora la Liventina capisce che tutto chiuso lì davanti, va da Memo per cercare di impostare, lo fa su Ianneo per Cescon che si guarda in mezzo, vede Bohem che viene a prendersi la palla, ancora Ianneo la mette a terra con il suo sinistro, mette in avanti per il tentativo di prendere palla di Bidogia che ha sostituito Monteiro qui sulla fascia destra-sinistra del campo. Adesso ci ritorna Monteiro, va a spingere la catena del terzino sinistro Filippo Cescon, classe 2000, che serve Casella, l'1 contro 1, bravo Casella, ancora il colpo di tacco per il tentativo riuscito di mettere dentro, riuscito di mettere in mezzo questo pallone per il colpo di testa di Alex Soncin, riuscito, palla però tranquilla, leggera, non forte, che non impensierisce Sartorello, se ne va Ferri sulla fascia destra del campo, Casella che mette dentro, più che un tiro era un invito a cercare la deviazione di Bidogia, però attenzione perché si muove bene la compagine ospite. Qui abbiamo visto l'azione sviluppata sulla fascia sinistra del campo, Ferri, Casella e traversone immediato per Bidogia che non riesce a deviare in porta. Attenzione perché c'era lo sbaglio, ancora Bidogia, doppio tentativo, nulla da fare sul tentativo di ripartenza bloccato della compagine di casa, sta subendo da alcuni minuti. Attenzione al colpo in volto, per Nicoletti che è andato ad intervenire, a metterci la faccia, a metterci proprio il volto. Vediamo, pare che non sia nulla di che perché non hanno chiamato l'entrata in campo dei sanitari, infatti è così, quindi si rialza Nicoletti con il minuto 31 che scocca qui al D'Agostin di Pieve di Soligo.